So, what really thrived, what was our motivator to create a simple example like that and try to multiplicate it really on not just on country scale but on European scale? Allora, quello che ci motiva a fare queste cose e diciamo, a farne molte altre, non soltanto in campo locale ma in campo europeo, was that there is a quite big gap in between official recommendations in terms of education and official educational system from country to country. The European Commission has one document which is called Key Competences. I would not say the whole word, but it's about 8 key competences that every citizen should possess. Allora, la riassumo un pochino, ma il senso è che la differenza fra quello che viene detto nei documenti ufficiali e quello che invece viene poi fatto e quello che la Comunità Europea vuole diciamo, perseguire non a livello globale ma quantomeno a livello globale, a livello diciamo, di Europa, è perseguire il raggiungimento di quelle competenze che sono le competenze chiave per i cittadini. And it's a little bit strange because never in our educational systems we do have key competences as lessons. La cosa strana è che nei nostri sistemi educativi noi non abbiamo lezioni che trattino delle competenze chiave specificamente. And the stranger thing is that going to very ancient times, let's say the diverse development of a human being was the most important thing. It is develop the body and develop mind in all aspects of knowledge by that time. It's the Greek model and the Roman model and so on. But it's kind of forgotten right now and somebody's trying to reinvent it. Se andiamo al passato, prendendo come modello i greci o i romani, era molto importante lo sviluppo del corpo e della mente, ma sembra che, diciamo, per raggiungere certi obiettivi, ma sembra che adesso ce lo siamo dimenticati. And all of a sudden those key competences that are, let's say, dropped down from a very official organization or institution like the European, it's not the organization, it's just a structure, like the European Commission, they kind of strike us and they're saying, oh, our education is not prepared for such key competences, how come? Wait, again, so, because I lost something. That competence. It is kind of strange how after so long period of time we have a structure like the European Commission, like it's kind of important structure, to drop some 8 key competences very well formulated with one paragraph, and to say they should be in every citizen, in every person. And our educational system is not prepared to teach us that, like it is forgotten. È strano che dopo così tanto tempo la Comunità Europea sia arrivata a formulare queste 8 competenze chiave e che nel nostro sistema educativo queste non siano strutturate per essere calate nella realtà. And I'm sure you all know this pyramid of, I don't know, but maybe healthy lifestyle in terms of food. What kind of food should we eat? Like you have the vegetables and the fruits on the bottom, and going on top you have the carbohydrates and then proteins, and then on top you have the concentrated fat and sweets and so on top, which is very small. So think about the opposite one when you have the curriculum in school. Ok, senza andare nel dettaglio dei carboidrati e tutto, si parla della piramide alimentare dove si parte da una base larga e si arriva a quella più piccola. Nel sistema educativo nostro è esattamente l'opposto. And sweet is sweet, right? So should we have the sweetest thing with the smallest amount in what we are learning and studying? I don't think it's the right thing, but the question is, all over the world, doesn't matter if it is India, China, or Italy, or Bulgaria, or whatever, all over the world, every educational system on this planet has the very same hierarchy of subjects.
Allora, il dolce e da qualsiasi parte del mondo, compreso nel nostro sistema educativo, tutte le stesse l'importanza delle materie, delle discipline. On top there is literacy in mother language and mathematics. Down there you have all the humanities and languages. Then you have science, and then you have maybe like supporting. Just stop because otherwise I In cima a tutto, in ogni diciamo, paese, sopra. Allora, la matematica e la lingua madre, secondo scienze umanistiche, per cui storia, filosofia e le scienze, le lingue straniere, e poi tutto il resto scende in butto. And at the end you have the least important things, arts and sports. Più in basso la cosa meno importante, che è lo sport e l'arte. And then somebody will tell me about balance. E poi dovete spiegarmi rispetto a quello che è la correttezza, l'equilibrio. And nowhere in these 8 key competences you will see hierarchy, that one is more important than the other. It is all 8 are important. In realtà tutte e 8 sono importanti, è difficile dire quale sia più importante e dove deve stare uno e dove stare l'altro. As an engineer, I'm asking, shouldn't we have 2 microphones? The question is why? That's the question, and should it be like that? And of course, it can be looked on many aspects, and of course, this is not my idea. What I'm saying, I heard it somewhere. I put something of my own ideas, and right now I'm able to tell you. Quello che vi sto per dire non è qualcosa che sia mio, è qualcosa che ho sentito e vi voglio porre la stessa domanda e vorrei che voi mi rispondeste. But the question is how to do it and how to fill this deficit of art, sports, and everything else, that it can be one solid structure and not really a deficit, because I can say that I'm crippled in terms of hearing and music. Myself, I am. Come possiamo riempire questo deficit che c'è riguardo all'arte e allo sport? Io per esempio non sono bravo in musica. In sport e in musica. Scusate, ma lui dice tante cose, io cerco di seguire il filo del discorso e ogni tanto mi dimentico, quando ascolto l'ultima, quella che ha detto all'inizio, per cui se vi sembra che abbia dimenticato qualcosa, fermatemi. And it is not because of my music teacher. And maybe it's not because of the educational system, but because we live here on this planet 24 hours a day. And no, scusi, fermati. Il fatto che io non ami la musica non dipende né dalla mia insegnante né dal fatto che non sia stata brava, ma perché viviamo 24 ore al giorno nel pianeta e questo è abbastanza. And by staying here 24 hours a day, it's not just the education system that have to give us everything, but the society as well. E visto che viviamo 24 ore al giorno, non deve essere per forza la scuola, il sistema educativo che ci deve fornire tutte le conoscenze, ma soprattutto la società e quello che ci sta attorno. So the stress of the society, when the society pushes most, maybe shouldn't be where the school pushes the most, because it will just strengthen the pyramid and make it even sharper. I don't understand what you mean. La società deve riempire il vuoto che il sistema educativo non può riempire. And we should have more sweets eventually. E dobbiamo avere più dolce e non come nella piramide soltanto tutta la parte. Because when you smile the most is when you play the most, because play is in our genes.
in our genetic code. We are born to play. Più ridi, più giochi, perché il sorriso fa parte dei nostri geni, siamo stati fatti per questo, in questo modo. And my question is there anybody who remembers what he or she did on 20th of August this year? C'è qualcuno che si ricorda cosa ha fatto il 24 agosto di quest'anno? Because we're about 100 people here, so I'll make another shot. Let's say 5th of September. Ok, possiamo andare al 5 di settembre, che magari è più vicino. Sì. What was that? What was that? What an horrible day. Ha chiesto che cosa è stato? Brutto giorno. Very beautiful, horrible day, yes. Yeah. Okay, I will not ask you more about it. But the memory is a product of emotion. So if you don't, emotion usually is provoked by play. So if you had a really strong memory, and positive emotion is better remembered than the negative one, maybe you had a horrible day, sorry for that. It's quite impossible. La memoria viene dalle emozioni. Se le emozioni che hai avuto, le emozioni sono gioco, se l'emozione le emozioni possono essere positive o negative. Mi spiace che lei abbia avuto una pessima giornata. But believe me, or if you don't want, don't believe me. But you will never get tired of emotions. Puoi credermi o non credermi, ma non si è mai stanchi dell'emozione. You will just learn things better. Imparerai soltanto le cose meglio. For emotions. If it's emotional, you will learn better. Se si riesce a essere emotivi si impara meglio. So let's try to make things more emotional and happier, if it is possible, and better balanced, because our bodies are not just the transport of our heads. Thank you. Cerchiamo di essere più emozionali, in realtà in italiano non è la parola corretta emozionali, cioè emozionali non è emotivi ma è coinvolti, perché con le emozioni si riesce a ottenere di più e il nostro corpo non serve soltanto per trasportare la nostra testa. Grazie.